Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo nella Grotta di Fumane, siamo in provincia di Verona ed è importante conoscere questo sito perché ha delle caratteristiche particolari. Allora, a raccontarci la Grotta di Fumane, per la prima volta ai nostri microfoni abbiamo in collegamento il dottor Nicolò Scialpi, dottorando in ricerca e guida, e che salutiamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte. Allora, insomma, ci incuriosisce Grotta di Fumane, non è lontano da noi, insomma, siamo in provincia di Verona. Allora, dottore, ci affidiamo a lei. Che grotta è? Di che cosa si tratta? Beh, allora, Grotta di Fumane è un unicum nell'Italia, ma anche nell'Europa mediterranea per quanto riguarda la paleantropologia, Sì. una disciplina di ricerca archeologica, una disciplina scientifica che studia gli uomini primitivi sostanzialmente. E qui a Grotta di Fumane abbiamo avuto la fortuna di avere sia il Neanderthal, cioè il nostro cugino evolutivo, che Homo sapiens, cioè noi teoricamente. E in questa cavità meravigliosa, aperta al pubblico, quindi potete anche venire a visitarci e a trovarci durante gli scavi, ve lo consigliamo, anzi. Qua si mangia bene, si beve bene e bene. si studia bene. Ottimo. E quindi ecco che è stata scoperta relativamente recente, mi vedo 1964, Giovanni Solinas. Ecco, chi è stato questo personaggio? Beh, un precursore, perché un professore di Fumane, questa località vicino Verona, che ha avuto per primo l'intuizione che questa piccola cavità potesse nascondere un tesoro ancora più grande. Infatti con lui iniziarono i primi scavi fino agli anni '80, gli scavi sistematici, scientifici, che poi si concentrarono dall'88 in poi con l'Università di Ferrara, università di cui faccio parte, con degli scavi, delle campagne di scavo condotte dal professor Broglio Cremaschi e ora dal professor Marco Peresani. Ogni anno veniamo qua, in questa terra meravigliosa, a scavare questa grotta incredibile. E ancora c'è ancora lavoro da fare, c'è ancora da compiere. Ecco. Decenni di lavoro avremo ancora. È una grotta che abbiamo appena iniziato a grattare. Pensate che tutto quello che conosciamo da questa grotta proviene solamente dai primi scavi, dai primi livelli neandertaliani, da quelli sapiens anche, quindi abbiamo decine di metri ancora di cavità da indagare, sedimento da scavare e analizzare, e le evidenze sono straordinarie, abbiamo la quasi coesistenza di queste due specie, una evidenza che la genetica ci conferma. Noi sapiens abbiamo frequentato, abbiamo vissuto assieme ai Neanderthal, ma ci manca ancora l'evidenza archeologica, e qui a Fumane abbiamo un sottile strato, un piccolo livello di transizione tra i Neanderthal, che sono i nostri cugini evolutivi, e noi sapiens, quindi ci siamo quasi. Molto importante anche per quanto riguarda il Neanderthal la cultura simbolica. Qui a Fumane abbiamo trovato tracce di abbellimento. Come? Abbiamo trovato dei resti di rapaci, di grandi rapaci, a volto monaco, il gipeto, il grifone, l'aquila, che i Neanderthal cacciavano, non per la carne, ma per le penne remiganti. Queste penne meravigliose, atte al volo, che servivano per i Neanderthal da abbellimento, quindi con perizia, con cura le estraevano, senza rompere, senza frantumarle, e se le indossavano con questa meravigliosa suggestione dei nativi d'America, se vogliamo. Immaginiamoceli così. Per quanto riguarda il Sapiens invece abbiamo la pietra dello sciamano, una gemma dell'arte paleolitica che è conservata attualmente al Museo Archeologico Nazionale di Verona, di cui siamo anche il simbolo. Una pietra meravigliosa, dicevo, 38.000 anni. Sapiens dipinge su una pietra di calcare della grotta con l'ocra rossa una figura che ci sfugge, una figura umana sicuramente, taurina, questo copricapo con due corna, in più un busto esile e dei fianchi larghi, e tiene in mano qualche cosa. E qualche cosa ci manca, sembra un animale morto, sembra un palco di cervo, sembra una volpe, qualcosa sicuramente legato alla natura, legato alla caccia, qualcosa di meraviglioso. Quindi una grotta nascosta nella Valle della Lessinia, però aperta a tutti, che ci riporta nel Paleolitico sia col Neanderthal che con il Sapiens. Certo. È una grotta che è da scoprire, Allora, ha detto bene, siamo appena all'inizio, insomma, perché tutto sommato è ancora molto da scoprire. Ecco, come procede lo scavo? Ecco, come lo dobbiamo immaginare? Come andate a fondo di questa grotta? Lo scavo archeologico preistorico è uno scavo a tutti gli effetti scientifico. Uno scavo in estensione, quindi si aprono dei quadranti, si registrano le coordinate geografiche di questi quadranti, si disegna, si fotografa, si raccoglie con perizia ogni piccolo
pezzo, ogni piccolo pezzo di pietra, di osso, di dente, di carbone, di conchiglia che viene catalogato, gli viene data una coordinata geografica e a quel punto, oltre ad aver anche analizzato il sedimento raccolto e aspirato, i vari specialisti vanno a indagare la malacofauna, quindi le conchiglie di mare e di terra per esempio, vanno a indagare la litica con i liticisti, vanno a indagare la fauna con i zoologi, vanno a indagare il polline fossile con i palinologi, per dirvi, un enorme mosaico di conoscenze. È una ricerca questa lenta ma inamovibile, si muove, si procede con la lentezza di questi studi che porta però a risultati clamorosi, stupefacenti. Certo, è affascinante veramente. E siamo ai piedi, dottore, del Monte Veia. Ecco, di che monte si tratta? Beh, è un monte che ha già visto anche la frequentazione degli uomini. Ricordiamoci che siamo in una valle che è stata osservata dagli uomini primitivi, sia dei Neanderthal che dei Sapiens, in diverse zone. A Ponte di Veia c'è un sito archeologico ben noto dai locali, ma abbiamo anche trovato diverse grotte qui in zona. I locali lo sanno, sono delle grotte che da anni vengono come dire, visitate come turisti occasionali, che però all'interno custodiscono tesori, e lo sappiamo benissimo, in queste grotte protette adesso dal vincolo archeologico e dallo scavo, come grotte di Fumane, e sono custodite queste culle di informazione che possiamo legare direttamente alla nostra specie, quindi patrimonio inserito in un contesto naturale straordinario. Ecco, lei ha parlato ovviamente di date lontanissime, ecco, come fate a stabilire che questo reperto appartiene a una certa epoca, a una certa data? Ecco, come si procede? Beh, con diverse metodologie di datazione, il più noto è il carbonio 14, che però a noi può non essere necessario, anzi non può essere utile, perché i tempi di decadenza radioattivi, cioè quando non si ha questo peso radioattivo degli elementi, col carbonio 14 si estingue intorno ai 60.000 anni, ne abbiamo uno spettro, una vista più lontana nel tempo. Quindi utilizziamo diversi metodi, incrociamo dati, come abbiamo detto, palinologi col polline, quindi possiamo individuare che specie arborea, che specie vegetale c'era in questo periodo del tempo e capire qual era l'ecosistema, qual era un po' la fauna e la flora che lo costituiva. E in base a confronti sia attuali che preistorici, in base a colonne polliniche, quindi a sequenze enormi di questi registri, immaginate registri immensi di polline provenienti da tutto il mondo, riusciamo a ricostruire quello che era l'ecosistema, che è il momento della preistoria e della storia umana. Possiamo incrociarlo con altri dati magnetici, possiamo incrociarlo con dei dati faunistici, perché sappiamo benissimo quali sono gli animali che c'erano a un determinato momento della preistoria in un determinato ecosistema. Quindi quando troviamo una specie arborea, un animale e anche una tecnologia elitica su pietra scheggiata di una specie umana, siamo in grado di ricollocare queste evidenze in un preciso momento della preistoria. Sappiamo che ci sono tecniche molto avanzate che ci danno dati oltre ogni ragionevole dubbio, ecco. Quindi anche più precisi rispetto al passato, penso, no? Più attendibili, ecco. E indubbiamente molto più precisi. Molto precisi, ecco. Ecosistema, lei parla di ecosistema, ma come lo dobbiamo immaginare? Più naturalistico, ecco, non so, ecco, un attimino per avere un'idea, come lo dobbiamo immaginare l'ecosistema di cui stiamo parlando? Beh, intanto meraviglioso, incontaminato sicuramente, sì. Però dobbiamo immaginarci anche le grandi faune del Pleistocene medio e del Pleistocene superiore. Immaginiamo di vedere animali più grandi, quindi abbiamo il megacelo per esempio. Il megacelo è il re dei cervi, una creatura che potremmo identificare con l'alce moderna, ma con un palco, quindi queste corna molto vaste, molto, molto belle. Abbiamo fauna anche che conosciamo noi benissimo, con la volpe, come la civetta delle nevi, abbiamo cervi, un sacco di cervi, abbiamo tori, abbiamo i rapaci, abbiamo l'avvoltoio monaco, l'avvoltoio delle caverne, che in Italia si sta estinguendo, lo troviamo solamente sul Cornino, in Friuli Venezia Giulia in questo momento. Abbiamo anche la neve, abbiamo un sacco di freddo. Il Neanderthal era perfettamente adattato a questi climi molto rigidi, ce lo dice anche la sua costituzione fisica, una costituzione un po' più tozza, un cervello più grande, non perché è intelligente, ma perché aveva bisogno di materia calorifera, maggior materia calorifera nel cervello, aveva bisogno anche di due narici molto larghe per poter respirare un'aria fredda e riscaldare l'aria, per esempio. Ecco, quindi immaginiamoci un contesto freddo, più rado di vegetazione sicuramente. E questi soggetti, queste persone erano anche robuste, no? Erano anche queste teste grosse, mi pare di ricordare, era così l'uomo dell'epoca?
Beh, il Neanderthal sicuramente era più robusto di noi sì, Sapiens. Noi sì. Sapiens erano un po' più slanciati, più alti probabilmente. Il Neanderthal, questi sono studi di genetica che ce lo dicono, una costituzione più muscoli sostanzialmente, più Sì. grasso, non nel senso moderno di obesità, ma uno strato dermico più spesso, appunto perché doveva affrontare delle condizioni di rigidità climatica maggiori rispetto a noi. Ecco, ricordiamoci sempre che è passato il momento in cui il Neanderthal ce lo immaginavamo come questa scimmia antropomorfa, puzzolente, tozza. Sappiamo benissimo adesso che è un uomo, una donna, una persona totalmente in grado di studiare il territorio, di analizzare il territorio, di fare arte, probabilmente faceva arte, di abbellimento, quindi il bello per il bello, no? Che tendenzialmente per molti anni abbiamo attribuito solamente a noi, a Homo sapiens, quindi svecchiamo questa idea di Neanderthal primitivo, non è così primitivo, ecco, è più vicino a noi di quanto pensiamo. E quando parliamo di arte, cosa dobbiamo pensare, giusto per scendere un po' nel particolare, cioè arte Neanderthal, ecco, come lo dobbiamo concepire? Allora, per il momento abbiamo tracce di arte neandertaliana in alcune caverne della Spagna, piccole evidenze che ci danno una direzione. Abbiamo dei punti, abbiamo delle linee in ocra rossa che ci danno però un senso di spirito artistico. Siamo lontanissimi ancora dalle evidenze legate a Homo sapiens, come la grotta di Chauvet, la grotta di Lascaux, ma anche le grotte di Sulawesi in Indonesia, dove le raffigurazioni umane erano nette, ma soprattutto le raffigurazioni animali erano incredibili, il dettaglio anatomico degli animali, dei leoni, delle caverne, dei megaceri, dei mammut, questi enormi elefanti lanosi, erano straordinari, ha ispirato persino Pablo Picasso nella sua arte del Novecento. Ecco, non siamo ancora a questi livelli, abbiamo delle idee, abbiamo delle tracce che le evidenze archeologiche ci danno, però abbiamo ben capito che il Neanderthal è una creatura, un uomo, una donna, una persona, abbiamo detto, dal gusto estetico molto simile al nostro. Allora dobbiamo anche un po', vanno a superare certi concetti che avevamo, certe idee che avevamo del Neanderthal con queste ultime scoperte di questi tempi. Allora la ricerca, gli scavi continuano. Qual è il vostro obiettivo? Cosa pensate di dove poter arrivare? Beh, l'obiettivo è ampliare la nostra conoscenza sia per quanto riguarda il Neanderthal che per quanto riguarda Homo sapiens, ma soprattutto cercare di indagare quello che è un periodo magico nella storia dell'evoluzione umana, questi 45.000 anni fa, pensate quanto lontani siamo nel tempo, in cui una specie ha iniziato a estinguersi, l'uomo di Neanderthal, e un'altra è arrivata in Europa, sapiens intendo. Un momento strano in cui l'evoluzione ci porta a convivere e poi a sopraffare a livello genetico, a livello di popolazione, non a livello di scontro fisico, non c'è stato nessuno scontro, nessun sterminio tra le due specie. C'è stata una transizione tra una specie e l'altra, che però ha visto un momento di convivenza lungo nel tempo tra queste due specie. Ecco, noi vogliamo vedere questa cosa qui, vogliamo capire cosa è successo sia con una specie che con un'altra, ma e soprattutto magari questo momento di transizione incredibile che è documentato in pochissimi siti archeologici in Italia e in Europa. Quindi questo è avvenuto quasi pacificamente, giusto? Possiamo dire così, senza superiorità o lotte belliche, non so. Com'è avvenuto questo superamento del Sapiens? Allora, più che superamento la definirei un'accoglienza, cioè noi abbiamo accolto nella nostra specie i Neanderthal a livello genetico, perché sappiamo che siamo stati in grado di produrre prole fertile con loro, quindi figli e figlie. Noi abbiamo evidenze di scontri violenti, abbiamo evidenze ben più importanti di convivenza pacifica, abbiamo evidenze di acculturamento, ci siamo scambiati le informazioni su come fare alcune cose ed è per questo che noi tendiamo a parlare in questo periodo della preistoria di culture di transizione, quindi quando le attribuiremmo alcune evidenze a Sapiens, ma sappiamo che quelle evidenze erano coeve al Neanderthal, quindi probabilmente c'è stata una mescolanza di saperi e tradizioni che adesso ci sfugge ancora. Ecco, che andremo a scoprire, dottore, sarà così, no? Giusto? Me lo auguro, vivamente. Vi invito tutti a Grotta di Fumane, che è questa, davvero, non ho aggettivi per descrivere questa meraviglia dell'archeologia preistorica, dove tutto quello di cui vi ho parlato
è ben esplicato e ben visibile sia nella formazione delle nostre guide, ma anche nel record archeologico, cioè nella terra, nello scavo, che è visibile, che voi potete venire a vederci sia scavare, che quello che rimane, la stratigrafia è leggibile e usufruibile da tutti e tutte. Visibile, leggibile e fruibile. Benissimo, allora teniamo conto di questi 3 verbi importantissimi come appena citato, e appunto ci invoglia a venire a Fumane a vedere appunto questo scavo quasi appena iniziato, mi sembra di comprendere, e che continuerà nel tempo per scoprire appunto altri elementi. Dottore, grazie di questa narrazione, di tante cose che scopriamo anche noi e che quindi ci incuriosisce appunto a vedere la grotta di Fumane. Siamo in provincia di Verona, comune di Fumane, giusto? È così? Esattamente. Dottore, grazie per la sua narrazione, per tutto quello che ci ha raccontato, e verremo a vedere la grotta. Benissimo, grazie a voi. Grazie dottore, buona serata, Ciao. grazie, arrivederci, grazie.